È la prima azienda sanitaria veneta a sperimentarlo per far fronte agli episodi di violenza fisica e verbale che vede come vittime medici, infermieri e operatori degli ospedali. L'ULSS 4 ha deciso di correre ai ripari e così insieme ai corsi di formazione doterà il personale ospedaliero di 200 fischietti che avranno un duplice scopo. Non solo di fermare, diciamo così, l'aggressione, di intimorire la persona che ti sta aggredendo verbalmente o fisicamente, ma anche quello di attrarre l'attenzione degli altri operatori. Nel 2016 sono stati 23 i casi di violenza denunciati, raddoppiati l'anno successivo. Aggressioni verbali, spinte, schiaffi e pugni. Da un progressivo non riconoscimento del valore delle risorse sanitarie come elemento di forza sociale, di ricchezza sociale. La gente purtroppo scarica anche negli operatori sociosanitari fenomeni di stress che poi purtroppo a volte si traducono anche nella violenza. Per il momento l'utilizzo dei fischietti partirà in via sperimentale per 6 mesi nei reparti in cui sono stati segnalati più frequentemente episodi di aggressioni a medici ed infermieri. Le unità operative a maggior rischio sono l'unità operativa di psichiatria, il centro di salute mentale, il SERD, poi il consultorio familiare e tutte le unità operative dell'emergenza. Una volta terminato il periodo di sperimentazione verranno raccolte le opinioni degli operatori con l'obiettivo di estendere l'utilizzo dei fischietti a tutta l'ULSS 4, ma questo strumento deve andare di pari passo con un lavoro di sensibilizzazione e collaborazione. In questo momento di fragilità di tutte le persone, per assicurare che ci si lavori in collaborazione reciproca, una collaborazione tra paziente, familiari, altre persone care, operatori e anche l'istituzione.